questo qui è un pesce gatto. Ah, no, scusami, è un'orata, dovete scusarmi. Ma ordine Alphabetix, sicuro che sia fresco il pesce? Stai scherzando? L'ho raccolto sulla spiaggia l'altra settimana e ho rispettato la catena del tiepido. No, ci puoi andare a occhi chiusi. Ci sono tante mosche comunque. No, quelle non te le metto in conto. Siamo nel 50 avanti Cristo. Tutta la Gallia è occupata dai Romani. Tutta? Ma no. Un villaggio di irriducibili galli continua a resistere agli invasori. No, ma metadata così non va! Non lo diciamo a Cesare, ci darà in pasto ai leoni! Ave Cesare! Per il tuo trionfo abbiamo pensato a un mosaico! Vi ho chiesto un'idea per celebrare il mio trionfo e tornate con un mosaico? Che idea di argilla! Oh, Cesare, avrai già sentito parlare del duello dei capi. Del? Se un capogallo vuole prendere il controllo di un altro villaggio, sfida l'altro capo a duello da uomo a uomo. Il capo che vince il duello diventa il capo delle due tribù. Quindi, se un capo gallo-romano, un capogallo devoto alla causa di Roma, batte il capo degli irriducibili galli, diventa capo delle due tribù. E i galli diventano romani! Gallo-romani. Ma sì, si può dire romani. 1, 2, 3, 4. Abbasso i mosaici! Il duello dei capi celebrerà il mio trionfo! Uno spettacolo grandioso e l'apoteosi sarà quando i galli si prostreranno davanti a me! Saranno ai miei piedi! Adoro. Oh, ci picchia! Hanno davvero il senso dello spettacolo! Sono gli armoricani.